Comincia questo progetto che in realtà ha una storia molto antica. Abbiamo cominciato nel 96 a parlare di filosofia, ma allora la filosofia era ritenuta una stravaganza. Poi in realtà molti altri comuni hanno organizzato festival di filosofia avendo grande successo. Oggi lo riprendiamo quel progetto, ma alla luce delle cose nuove che sono accadute. E coinvolgiamo gli studenti di Agrigento. È una offerta formativa che abbiamo voluto rivolgere ai nostri studenti per dare loro occasione di confronto tra di loro e di confronto con il pensiero accademico. La punta più conosciuta di questo pensiero accademico sarà Massimo Cacciari, ma insieme a lui ci sono autorevolissimi docenti di filosofia di tutta Italia. Abbiamo pensato pure a due cose abbastanza originali. La prima è un laboratorio per ragazzini di 9 anni di scuola elementare, animati da Luca Mori, che è uno dei maggiori filosofi specializzati proprio nella riflessione di ragazzini. La seconda è, ci siamo inventati due peripati, cioè due passeggiate su due luoghi importanti della nostra Valle dei Templi. Il primo è il percorso paleocristiano, il secondo è il teatro ellenistico romano scoperto da pochi anni. Lungo due tragitti particolari, due archeologi racconteranno i luoghi e due filosofi proporranno le loro riflessioni. Queste mi pare che siano le cose più originali. In più abbiamo scelto il centro storico della città. Santo Spirito e San Pietro sono due luoghi rappresentativi della nostra storia per evitare ogni volta di schiacciare, per così dire, la città soltanto sulla Valle dei Templi. C'è anche la città moderna che può parlare con i suoi monumenti a tutti noi. Pairos è uno dei progetti cardine della candidatura di Agrigento Capitale della Cultura. Tra l'altro fa riferimento alla filosofia e quale luogo può parlare di filosofia se non Agrigento, che è stata la culla della filosofia presocratica con Empedocle. Quindi il tema è molto calzante ed è strutturato in una maniera innovativa anche di presentazione, quindi non ci sono eventi classici di tipo frontale, ma la città verrà coinvolta in vari luoghi con modalità di partecipazione le più varie, dalle passeggiate ai dibattiti tra le scuole che si stanno proprio preparando su questi temi, anche a lavori di tipo artistico, quindi un modo di rileggere la filosofia con occhio contemporaneo.